Oggi siamo onorati di avere nella nostra scuola il fotografo Saro Di Bartolo che grazie alla Besharet Art Foundation ha donato alla nostra scuola 60 fotografie sue e di David Lazar per portare i volti dei ragazzi, dei bambini del mondo all'interno del nostro istituto. È un progetto straordinario che arricchisce in maniera permanente la nostra scuola con queste fotografie. Perché questo lavoro? Perché queste foto sono in questa scuola? Perché la fondazione che io rappresento qui in Italia, Fondazione Besharet di Atlanta in Georgia, fa queste donazioni? È facile da spiegare. Cerchiamo noi nel nostro piccolo di dare un piccolo contributo affinché le persone di diverse nazionalità, in questo caso i giovani, i nostri giovani del mondo occidentale, possano conoscere meglio quelle che sono le realtà diverse tra virgolette, cioè diverse in quanto i bambini hanno un altro colore di pelle, hanno un'altra religione, hanno altre abitudini, altre tradizioni, mancano diciamo di beni indispensabili che i nostri figli invece hanno. Cerchiamo di sensibilizzare affinché un domani le nuove generazioni nel nostro piccolo possono cercare di comprendere meglio quanto sono fortunati ad essere nati in questa parte del mondo, pur con tutte le nostre contraddizioni, le nostre difficoltà, piuttosto che nascere in paesi poveri, dove la vita è veramente piena di stenti che però non impediscono loro di essere felici. Tra l'altro, in considerazione un po' generale di questo progetto, va detto una cosa importante: noi abbiamo già fatto donazione per decine di migliaia di foto, decine di migliaia, in 504 scuole nel mondo, 204 sono in Italia, 72 sono in Sicilia e cerchiamo quindi di far conoscere a livello quanto più globale possibile quelle che sono le realtà del mondo che i nostri figli non conoscono, sperando nel nostro agire di poter migliorare pochissimo, di poter migliorare quella che è la qualità della vita, la comprensione tra i popoli. Frase grossa, lo so, però bisogna pur cominciare da qualche parte. Grazie.